Può finalmente partire la quarta corsa, ritirati da Grani di Cartier, Dina Vald, Carlos Di Ruggi, Drum, Chanel DVS, Dragone Ruffin in prima fila, Claire Di Ieso, Dell'Alba, Citro Sodina, Oile, Cedro Bro in seconda. I favori in chiusura per Carlos Di Ruggi, macchina che accelera, l'errore di Dragonero Fi, mentre Numero 6, va subito a Dragonero condurre FI, Dina Vald squalificato. nei confronti di Carlos Di Ruggi, che si accoda in seconda posizione. In terza c'è Claire Di Iesi, mentre all'esterno è rimasto Chanel DVS. Questi quattro hanno preso un po' di margine nei confronti di Dell'Alba, che insegue in quarta posizione lungo la corda e ora sposta all'esterno. Intanto il quarto iniziale se ne va in 32 con leader Dina Vald nei confronti di Carlos Di Ruggi, Claire Di Iesi, Chanel DVS all'esterno con in schiena Dell'Alba. Gli altri a seguire con un gruppo abbastanza raccolto dopo i primi 600 metri di gara in 46,4. Ora davanti alle tribune non cambia niente e sempre leader Dina Vald che va via sul passo. In seconda posizione rimane Carlos Di Ruggi, per corsie esterne si impegnano invece Chanel DVS e Dell'Alba. Lungo la corda c'è Claire Di Iesi e via via gli altri con al largo anche Citro Sodina Oil. 1 chilometro se ne va nell'ordine del 1:17,6. L'errore intanto di Chanel DVS e così sposta dalla seconda posizione Carlos Di Ruggi, in breve passa a condurre. Numero 1, Carlos Dina in Vald, vantaggio, squalificato. all'esterno c'è Dell'Alba, lungo la corda Claire Di Iesi e siamo sulla curva conclusiva. Insiste Dell'Alba su Carlos Di Ruggi che si difende lungo la corda, senza spazio naturalmente Claire Di Iesi, retta d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con in vantaggio Carlos Di Ruggi, all'esterno ancora Dell'Alba che ci prova. Dell'Alba insiste nella sua progressione su Carlos Di Ruggi che si difende, ma Dell'Alba nelle battute finali passa e vince su Carlos Di Ruggi. Terzo posto lungo la corda per Claire Di Iesi, 1:15,8 ma 29,3 a chiudere per Dell'Alba, portata alla vittoria dal proprietario Giuliano Selva, che con bel percorso esterno coperto, poi all'arrembaggio negli ultimi 400 metri di gara per sottomettere Carlos Di Ruggi, vince una bella prova veramente e porta a casa il successo facendo un finale davvero molto molto incisivo per piegare Carlos Di Ruggi, rivisto oggi in condizione molto molto tonica, mentre al terzo posto finisce Claire Di Iesi.